Cosa aggiungere? Oggi è una bellissima giornata per i corregionali all'estero, per quelli che sono qui premiati, per quelli che sono sopra e idealmente per tutti quelli che noi qui oggi pensiamo di rappresentare. Io a nome delle fasce di tutti i corregionali penso di potermi fare interprete per ringraziare le parole del Presidente Jacob e della Presidente Serracchiani, che sono state molto eloquenti su quello che pensa la Regione degli emigranti. Sono parole e qualche volta le parole sono come il vento. In realtà per la Regione Friuli Venezia Giulia le parole che abbiamo sentito oggi non sono solo parole. Io proprio una settimana fa qui in questa sede con la presenza di 2 vicepresidenti spiegavo ai nostri giovani, abbiamo un soggiorno di 41 giovani corregionali che vengono da 9 paesi del mondo, spiegavo a loro che qui da queste sale sono uscite leggi a favore dei corregionali all'estero, sono stati accennate prima, ne riprendo una perché secondo me è importantissima, dimostra come la Regione ha sempre avuto un occhio di riguardo per i corregionali all'estero e dopo gli eventi del terremoto del 1976, le 2 leggi regionali, per chi ha qualche cappello bianco in testa se le ricorda, la legge 30 e la legge 63 del 76, 67, quella del 63, equiparava gli emigranti iscritti all'AIRE e non solo, bastava che dimostrassero che rientrava periodicamente, ai cittadini residenti in Friuli e quindi potevano avere accesso ai benefici per la ricostruzione del Friuli, perché aveva riconosciuto allora gli amministratori il ruolo degli emigranti nella salvaguardia del tessuto edilizio abitativo del Friuli. Quindi io a nome di tutti rinnovo un grazie alla Regione per tutto quello che ha già fatto e per quello che sono sicuro che farà per noi e attraverso di noi a tutti voi. Grazie a tutti.